più sopportabile. Giusto mandare la squadra in ritiro ora? No, la squadra va cancellata, dicevo ragazza, messa a terra tutta quanta, cioè neanche l'attacco è più buono. Osimhen, prendiamoci 120 milioni, Kvaratskhelia, mandiamolo a casa, prendiamo i soldi e rifacciamo tutto da zero. Giocatori italiani, giocatori che costano pure poco ma che corrono, perché questi oggi anche correvano, cioè è inutile che abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo fatto diventare Napoli la città del mondo e poi stasera ci siamo dovuti vergognare dei giocatori che ci rappresentavano. Io da napoletano mi vergogno, perché il presidente l'anno scorso doveva dare un allenatore che dava un po' di cazzimma, purtroppo Spalletti ha fatto la sua scelta, diciamo, lungimirante, perché ha capito che la squadra non è abituata a vincere. Non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo l'Inter, però abbiamo la tifoseria che si merita un'altra squadra, tutto qua. Io spero che ci sia la rivoluzione totale partendo dall'allenatore. Ancora grazie.